18ª giornata nel campionato di eccellenza. Il Canicattì, amici della Wii Sport, ha messo nel mirino il Dattilo Noir, capolista dell'aggruppamento A. Adesso la formazione di mister Romano, dopo la vittoria sul campo dello Sporting Vallone, ospita la formazione del CUS Palermo, caduta nell'ultima settimana per 1-0 sul campo della San Cataldese. Vediamo allora le scelte del tecnico dei biancorossi. In porta ci va Valenti nel 4-3 di mister Romano, Cammareri a destra in difesa, Di Mercurio e Maggio al centro, Tedesco a sinistra, a centrocampo Greco, Vittorio Caronia e Malluzzo, in avanti Iezzi, Matera e Angelo Caronia. Le due squadre fanno i loro ingressi in campo. Tempo anche per darvi una lettura della formazione del CUS Palermo, con Cascione tra i pali, Miliziano, Rizzo, Carollo, Pane, Monforte, Arnone, Nicosia, Virga, Dalì e Minnone. Fischia il signor Matteo Dini della sezione di Città di Castello, assistenti Pablo Vasquez di Siracusa e Dario Testaiti di Catania. Partiamo col fin del primo tempo. Al quinto minuto occasione per il CUS Palermo, il pallone rimane in area di rigore e qui non è perfetta la difesa delle Canicattì. Il colpo di tacco, Nicosia prova a botta sicura, smanaccia l'estremo difensore Valenti al settimo minuto. Risposta del Canicattì con Angelo Caronia, debole però il suo destro, 16esimo. Attenzione ancora al Canicattì che manovra perfettamente l'azione, sfera sulla sinistra, Angelo Caronia mette di prima intenzione, colpo di testa di Matera che non riesce a dare la giusta traiettoria al pallone. Poi attenzione a quello che succede, spizzata di Matera sul lancio da parte di Maggio, Caronia viene steso così da Rizzo, espulsione e calcio di rigore per il Canicattì. Ghiotta chance dunque alla metà del primo tempo non solo di sbloccare il match ma anche di avere la superiorità numerica. Da qui alla fine Angelo Caronia sul punto di battuta, il pallone finisce in rete, è 1-0 del Canicattì. Il numero 10 non sbaglia dagli 11 metri e sblocca dunque il punteggio al Saraceno. Da qui in avanti solo Canicattì, ancora con Angelo Caronia che qui duetta perfettamente con Matera. Caronia entra di rigore, Caronia steso ancora una volta, il direttore di gara è lì e va a segnalare il secondo calcio di rigore nel giro di 8 minuti. Stavolta però cambia il protagonista, dagli 11 metri infatti si presenta Matera e l'ex Città di Sant'Agata spiazza il portiere, fa 2-0, partita in discesa per il Canicattì. Al minuto 44 si rivede in campo Vito Lupo che entra al posto di Malluzzo. Al 46esimo però reazione da parte del CUS Palermo con l'azione da parte di Dalì che crossa per Virga, non ci arriva il numero 9, dalla sinistra allora arriva la chance ma Valenti risponde come un gatto, resta indenne la porta del Canicattì, ha invece il joystick come sempre Ciccio Maggio. Qui la grande sventagliata per inserimento di Tedesco che mette dentro, troppo facile per Matera a depositare in rete il gol che vale il 3-0, la doppietta personale, la rete che manda a riposo le due formazioni. Siamo già al secondo tempo, Iezzi riconquista il pallone, attenzione perché c'è tanto campo per il Canicattì, addirittura 3 contro 3, interviene anche Vito Lupo e qui fa scorrere di prima per Angelo Caronia, destro a giro di Caronia, legno incredibile del Canicattì che sfiora il poker. Riapprezziamo però il gesto da parte del numero 10 dei biancorossi, resta di sasso il portiere avversario. Occhio però perché c'è un'occasione anche per il CUS Palermo, Gianni Divini riesce a scappare sul filo del fuorigioco, salta anche Valenti e deposita in rete, prova a rientrare in partita la formazione cussina. Adesso siamo sull'1-3, sventagliata di Vittorio Caronia, Iezzi entra in area di rigore, conclusione debole, Cascione riesce a far sua la sfera, entra Pira sul terreno di gioco, fuori Greco al 64esimo, il lancio di Maggio per Iezzi che recupera il pallone sulla destra, può dare uno sguardo in mezzo il numero 7, crossa sul secondo palo, colpo di tacco di Angelo Caronia, Vito Lupo salta l'avversario, Vito Lupo partecipa anche lui alla festa, 4-1, ma che azione meravigliosa del Canicattì, il lancio di Maggio, il cross di Iezzi, colpo di tacco di Caronia e arriva l'ululato di Vito Lupo sotto la curva del Saraceno. Ci prova però a restare in partita il CUS Palermo qui con Dalì che riesce a servire sulla destra il compagno, il tentativo che però viene salvato sulla linea da Di Mercurio, la difesa sugli scudi del Canicattì. C'è un cambio, esce Vittorio Caronia, al suo posto Fiore ma è sempre Angelo Caronia ad illuminare il gioco e qui a colpire il secondo legno personale di giornata con l'angolo corto e lo scambio con Lupo. Angelo Caronia è un tripudio il Saraceno quando esce dal campo, al suo posto Lauria, ultima chance invece per il CUS Palermo che sfiora il gol del possibile 2-4, ma è triplice fischio amici della Wii Sport al Saraceno di Ravanusa, vince per 4-1 il Canicattì sul CUS Palermo, resta agganciata a -3 dal Dattilo e allontana l'Agragas che pareggia per 3-3 in casa del Castellammare. Amici della Wii Sport un cordiale saluto e alla prossima.